Allora, Tommaso Volpe, Breganze 10, Montecchio 4, all'andata un 6-0, una partita che veramente vi ha fatto mettere i riflettori addosso. Siete dei giovani di belle speranze, no? A parte il capitano che forse è quello più anziano, classe 99, giusto? Però siete giovanissimi, correte tantissimo, ma soprattutto non mollate mai. Sì, sicuramente siamo una delle squadre più giovani del campionato, proprio per questo non ci facciamo problemi a giocare contro nessuno, non abbiamo niente da perdere, tutto da conquistare e diciamo che forse è un po' questa la nostra forza. Bene. Sicuramente insomma avere una squadra in A1 che sono stati gli artefici della Coppa Italia l'anno scorso, no? Se non sbaglio c'era qualcuno in squadra che era già convocato anche nella vittoriosa finale di Trissino dell'anno scorso. Però insomma avere una squadra in A1, una squadra di livello come la vostra in A2, insomma Breganze è tanta 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 roba, no? Sì, sicuramente stiamo lavorando tanto da tanti anni sul settore giovanile e cominciano a vedersi i primi frutti di questo lavoro. Noi siamo parte di questo lavoro, quindi sì, fa piacere sempre vedere che la società va bene. Ecco, ti lascio con con una veloce analisi della partita. Insomma, siete partiti con il piede sull'acceleratore, 1-0, 2-0, 3-0, Montecchio è sempre stato lì e poi alla fine del primo tempo 4-4, addirittura sembrava che l'inerzia della partita andasse verso Montecchio. Poi cosa è successo negli spogliatoi? Perché insomma lì abbiamo visto che sono entrate due squadre totalmente diverse in pista. Sì, come hai detto tu, abbiamo iniziato molto bene la partita andando sul 3-0. Poi un momento di defiance, ci siamo fatti recuperare, siamo andati negli spogliatoi sul 4-4. In spogliatoio ci siamo parlati e abbiamo detto che questi momenti non devono capitare, soprattutto sul farci recuperare di 3-4 reti, come è successo più di una volta in questo campionato. E questo ci ha spronato, oltre il nostro allenatore, a fare meglio e entrare col piede giusto in campo per il secondo tempo. Bene, Tommy, grazie mille e